ma siamo già al terzo atto di una sfida stracittadina che ha già regalato tante emozioni, un po' di pepe, ma non ha ancora detto tutto. Bentrovati amici di Sportisiri da Francesco Cammuca dai Campi del Sole di Palermo, il derby, terzo atto, Athletic Club Palermo calcio a 5. Intanto inizia a pressare l'Athletic Club, ma da Ricca si libera, inclusione che si perde fuori, primo tentativo dell'uomo più atteso in casa Palermo calcio a 5, ovvero sia Vincenzo da Ricca, Giuliano, Lecchia, Tuzzolino, fronte alla porta, avanza Tuzzolino, destro, la palla deviata in angolo da Perona, ancora Vallecchia per Tuzzolino che prova a stringere, sinistro, sul quale interviene molto bene Perona, calcio d'angolo, c'è il blocco per Tuzzolino, tiro deviato, palla che si perde fuori, altra chance per Giovanni Tuzzolino, Fiorentino la tiene in campo, la palla deviata, poi Tuzzolino in qualche modo, ottima giocata qui di sacrificio di Fiorentino che si presenta davanti a Perona e palla fuori, anche un altro esperto come Peppe Lo Bianco, mentre intanto Vallecchia prova ad andare sul fondo, mette al centro Giuliano, il vantaggio dell'Athletic Club Palermo con la firma di Giuliano, il quale trova il varco e soprattutto trova il gol dell'1-0. Savian chiamati in causa Lupo che prende il posto di Daricca, Casamento esterno, conclusione deviata, calcio d'angolo, prova ad accendersi il pivot Delisi, Billitteri in avanti per Tabita che aggancia, scarica ancora per Billitteri che arriva in corsa, palla dentro, Tabita anticipa Perona, gran giocata qui di Billitteri, manca solo il gol all'Athletic. Sulla palla Tuzzolino, barriera scomposta per Perona che nel frattempo si è ripreso ed è rientrato, fischia l'arbitro, Tuzzolino spara, palla alta, Daricca, serie di finte, Daricca sinistro, Mazzola in qualche modo poi mette fuori i primi minuti da titolare, qui Giuliano resiste alla carica di Rizzuto e poi anche andare in velocità, Giuliano spacca la porta, ancora Giuliano e il gol del 2-0, questo se l'è costruito da grande punta e la rete del 2-0 per l'Athletic Club Palermo. Ha chiamato uno. Palla dentro da Ricca, non riesce a indirizzarla, era tutto solo Miosi, richiamando Tuzzolino che giocherà da vertice basso del rombo, intanto attenzione a Guglielmini, la spaccata, poi la palla rimane lì, si gioca e poi ancora a recuperare Guglielmini, rimessa Vallecchia, ancora Giuliano, ancora Marretta sulle sue piste, allora si allontana col pallone Giuliano, serve Tuzzolino che calcia, la respinta, poi ancora pallone buono, Delisi prova a girarsi, Delisi ci riesce, ancora Mistretta, palla in calcio d'angolo, doppio miracolo. Accorcia un poco, pronto Marco, su! La palla giocata per Marretta, in qualche modo si distende e para Mazzola, prova a puntare Lo Bianco, Marretta, Saviano, palla in verticale per Daricca, in qualche modo Mazzola, poi Vallecchia la mette fuori, all'improvviso Vincenzo da Ricca stava per creare, dentro Fabio Mineo, L'abbiamo fatto, chi centro Fabio, attenzione perché c'è il quinto dell'Athletic e ne approfitta subito Salvo Davì e il gol del 2-1, all'improvviso la rete di Davì, ma che ingenuità dell'Athletic Club, il quinto uomo fatto in quella circostanza. Mineo chiuso da Vallecchia che la recupera, Lo Bianco, Tuzzolino, rischioso questo giro palla anche perché Davì ha recuperato pallone dentro Mazzola e spaccato, poi il salvataggio di Lo Bianco alla porta di Mazzola, da Ricca con l'azione, il 2 pari di Daricca che la riprende, il Palermo l'ha pareggiata con il suo giocatore più rappresentativo, 2-2 adesso, Lo Bianco, Vallecchia prova ad accelerare ma la perde, allora attenzione a Daricca, un 3 contro 2, Daricca con deviazione, palla che arriva a Davì che sterza, ancora Davì per Daricca, la deviazione e l'autogol che vale il 3-2, la ribaltata, il Palermo calcio a 5, lo propizia Vincenzo Daricca, c'è sicuramente l'autogol, ma quel che vale di più è che
Lisi, si gira De Lisi, gol pazzesco di Alberto De Lisi, la partita ha perso il controllo, non c'è più un padrone, 3 pari ai Campi del Sole, perla assoluta di Alberto De Lisi. Pressato da Di Cara, perde palla, allora Lo Bianco per il 24 che guarda la porta, mistretta, poi Lo Bianco arriva e poi la palla finisce fuori dal fondo. Entrambe le parti insufficienti da parte del tandem arbitrale. Di Cara, dentro Giuliano! Giuliano! 4-3! Ma che cosa sta succedendo ai Campi del Sole? Nuovo sorpasso, lo firma l'uomo della partita, Alessandro Giuliano. Tuzzolini, palla per Di Cara che l'aggancia, Di Cara va a calciare e sono 5 per l'Athletic Club. Qui la giocata di Di Cara che ha guardato la porta, ha trovato il varco e adesso torna nuovamente sul +2 la squadra di coach Miosi, anche perché il tempo non è assolutamente un nemico, ma invece sì che è un nemico il tempo, perché fischia l'arbitro, finisce la partita, vince l'Athletic Club Palermo in una partita totalmente folle, totalmente fuori controllo. La vittoria per 5-3 per la squadra di coach Alfonso Miosi, ma complimenti al Palermo Calcio a 5 che ha dato vita ad una partita splendida, è riuscita a rimontare dal 2-0 al 2-3, salvo poi subire i colpi di De Lisi e di un super Giuliano, autore di 3 gol decisivi.